Nella pianura in cui le province di Venezia, Treviso e Pordenone si incontrano, esiste una zona racchiusa tra i fiumi Tagliamento e Livenza che ha tutte le caratteristiche per essere annoverata tra le più favorevoli alla produzione di vini bianchi. Siamo nella terra dell'Ison. La storia di questo territorio è estremamente suggestiva. La viticoltura è stata qui introdotta dai Romani, anche se questa pratica venne organizzata in modo da ottenere vini di sufficiente qualità solo durante il X secolo grazie ai monaci benedettini. Il vitigno che più di tutti si farà ambasciatore della zona, il Tocai bianco, inizierà ad essere allevato nel 1850 e nel 1971 il percorso di ricerca della qualità portato avanti da numerose aziende locali viene premiato con la denominazione di origine Lison Toc. Il terreno argilloso, percorso da uno strato calcareo e ricco di potassio, calcio e magnesio, unito ad un clima in cui venti caldi ed umidi incontrano la bora fresca ed asciutta, confeziona un ambiente ideale per crescere uve di elevato profilo qualitativo. Villa Bogdano è un'autentica perla di questa denominazione. Il vigneto complessivo di oltre 110 ettari è circondato interamente dai fiumi Loncon e Lison e da un bosco planiziale risalente al 1200. Le mani esperte dell'enologo Lucio Tessari tracciano le basi del rapporto coerente ed armonico tra un'attenta viticoltura ed una vinificazione priva di incertezze, volta al raggiungimento della massima espressività del vitigno senza mai rinunciare ad un palato equilibrato ed accessibile. Una vigna piantata nel 43 dà origine ad un vino completo, piacevole ora, ma che può maturare ancora per 5 anni o più. L'aspetto elegante preannuncia un equilibrio che si materializza solo grazie all'elevata morbidezza che riesce ad attutire parzialmente la vivace freschezza ed una seducente sapidità che supporta il lungo finale ammandorlato. Da evidenziare una complessità olfattiva rarissima su questa fascia di prezzo, soprattutto se consideriamo la finezza generale dei profumi. Un ammirevole esempio di integrazione tra territorio e vitigno autoctono. Non chiamatelo entry level e soprattutto non chiamatelo Thai.